Buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Vi racconteremo i fatti di cronaca, la politica, l'economia, tutto quanto interessa il territorio del nord-est e come sempre in primo piano c'è la cronaca e la cronaca ci racconta dal padovano la tragedia, l'ennesima tragedia sulla strada. Ieri sera a perdere la vita ad Agna un 56enne. Un impatto violento contro un platano dopo aver perso il controllo della sua auto. Angelo Canato, 56enne di Agna, ha perso la vita ieri sera mentre stava percorrendo la strada provinciale 3 che attraversa il centro abitato del suo paese. L'uomo, ex titolare di un negozio di arredamento, era da solo a bordo della sua Peugeot. All'improvviso ha perso il controllo dell'auto, ha sbandato e non è riuscito a rimettersi in carreggiata, centrando in pieno un platano a bordo strada. Alcuni automobilisti che hanno assistito allo schianto hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre il conducente dall'auto. Nonostante l'arrivo immediato dei medici del 118 e dell'elisoccorso e i numerosi tentativi di rianimazione, purtroppo il 56enne è deceduto sul posto. I carabinieri di Piove di Sacco sono intervenuti per deviare il traffico e per i rilievi dell'incidente. Angelo Canato lascia la moglie e una figlia. Un sorpasso azzardato sarebbe questa la causa della morte di Simone Filippi, il 18enne di San Giorgio delle Pertiche che si è scontrato con l'auto condotta dallo zio. Avrebbe sorpassato una serie di auto finendo poi contro un veicolo. Sarebbe questa la causa della morte di Simone Filippi, il 18enne di San Giorgio delle Pertiche ispirato nell'azienda ospedaliera di Padova dopo 4 giorni di agonia. Tragica fatalità, alla guida di una di queste auto c'era lo zio del 18enne. L'incidente è accaduto giovedì scorso. Dopo l'impatto con il veicolo, il 18enne, studente dell'Istituto Severi di Padova, è stato sbalzato sull'asfalto dopo un volo di alcuni metri. Le ferite si erano rivelate da subito gravissime, nonostante il 18enne indossasse il casco di protezione, tali da causare la morte dopo 4 giorni di ricovero. Sul fatto è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Padova a carico di ignoti. Nel frattempo è stato concesso il nulla osta alla sepoltura dello sfortunato studente. Ancora la cronaca, ieri abbiamo raccontato della condanna in via definitiva del 27enne ex PR di Loreggia, condanna definitiva per aver violentato una quindicenne 8 anni fa in una discoteca di Castelfranco. A far discutere in queste ore è il post shock su Instagram del giovane che dice: chi mi ama mi vendichi. Chi mi ama mi vendichi, scritto a chiare lettere su Instagram. Appena ascoltata a Roma la sentenza di rigetto del ricorso presentato alla Corte di Cassazione che lo condannava in modo definitivo a scontare 6 anni di carcere per violenza sessuale. Si è sfogato sui social Filippo Roncato, 27 anni, di Loreggia, invitando gli amici a fare giustizia per lui che in tutti questi anni si è proclamato innocente perché la minorenne, a suo dire, sarebbe stata consenziente. I fatti risalgono al 21 agosto 2015. Il giovane, all'epoca dei fatti 19enne, PR della discoteca Baita al Lago di Castelfranco Veneto, incontra una quindicenne nel locale con un'amica. Qui lui abusa di lei, mentre un amico del PR, anche lui condannato per violenza privata, tiene ferma l'amica della vittima che vorrebbe correre in suo aiuto. 8 anni e 3 gradi di giudizio dopo, la condanna per Roncato diventa definitiva, con pena confermata per il PR in primo e secondo grado. Su Instagram, accanto alle foto di feste e viaggi, da martedì sera compare la sua rancorosa amarezza. Il 27enne accusa la giustizia italiana, parla di un accanimento che dura da quasi 10 anni, un processo palesemente falsato con inquinamento di prove in ogni sede, aggiungendo: mi vogliono massacrare, mi vogliono privare della mia libertà. Il titolo di quel post scatena immediate reazioni con numerose approvazioni nascoste dietro i cuoricini. Per la vittima, adesso 23enne, è di nuovo gogna sui social. Un terribile ritorno al passato per la ragazza che ripiomba nell'incubo vissuto 8 anni fa, come racconta l'avvocato che l'ha seguita. All'inizio era stata sottoposta veramente ad una gogna mediatica attraverso i social, quindi aveva solo 15 anni, quindi è stata veramente durissima. Ancora stamattina mi scriveva: avvocato, devo ancora realizzare, non ci posso ancora credere, non ci credo che sia finita e che mi abbiano creduto. L'omicidio di Anica Panfile, siamo nella Marca trevigiana, il delitto del Piave.
sempre più corpo l'ipotesi di un movente legato al debito e quell'appuntamento fatale con il killer. Anika quel giorno ha incontrato il suo assassino, probabilmente lo conosceva, con lui aveva un appuntamento. Questa è una delle piste seguite dagli investigatori, un omicidio che potrebbe essere maturato per una questione economica, forse un debito, ma il condizionale rimane d'obbligo. Certo è che si tratta di un delitto di impeto, non sarebbe stato premeditato, forse una lite violenta terminata con l'uccisione della 31enne. Poi il killer si sarebbe disfatto del corpo gettandolo nelle acque del Piave, dove è stato ritrovato 3 giorni dopo. A dare l'allarme era stato proprio il compagno di Anika, non avendola più vista tornare a casa. Era andata a lavoro presso l'abitazione di Franco Battaggia, dove svolgeva periodicamente le pulizie. Poi di lei si erano perse le tracce. L'uomo avrebbe detto agli investigatori che quel giorno la 31enne era preoccupata perché doveva dei soldi a qualcuno. Lui le avrebbe prestato 5.000 euro, la metà del debito, sempre secondo la sua versione. Ma di quei soldi che Anika doveva a qualcuno, il compagno ha sempre sostenuto di non sapere nulla. Insomma, un mistero ancora troppo fitto. Mancano tra l'altro gli esiti degli ulteriori accertamenti effettuati dall'anatomopatologo, accertamenti che potrebbero rivelare ulteriori novità. Sul fronte investigativo si stanno analizzando i tabulati delle chiamate ricevute e fatte dalla donna. Forse l'assassino l'aveva chiamata, le aveva dato un appuntamento. Si indaga a 360 gradi, nulla viene tralasciato. All'appello continuano a mancare la borsa ed il cellulare di Anika. Dove sono finiti? Il killer potrebbe averli gettati altrove, lontano dalla donna, per depistare le indagini, oppure perché nel telefonino c'erano messaggi compromettenti. A Verona con il caso torture in questura, l'inchiesta shock della stessa questura della squadra mobile, emerge in queste ore che il procedimento giudiziario che ha fatto finire agli arresti domiciliari, come sapete 2 giorni fa, 5 poliziotti delle Volanti di Verona, rappresenta la prosecuzione di un'altra indagine per tortura aperta nel febbraio 2022 a carico di un assistente capo e un agente scelto dello stesso reparto, attualmente sospesi. Dunque 2 agenti erano già indagati per tortura ed è un filone dunque che ha portato a proseguire e a portare all'arresto dei 5 poliziotti in un'indagine che si allarga a macchia d'olio con altri 17 indagati. Lo scandalo si allarga a macchia d'olio, così come cresce il numero degli indagati per gli abusi shock in questura a Verona, fatti che se confermati sarebbero di una gravità inaudita. Le parole contenute in una nota del ministro degli interni Matteo Piantedosi diffusa in giornata. Oltre ai 5 arrestati ora ci sono altri 17 indagati che devono rispondere di falso o omissioni in atti d'ufficio. In pratica avrebbero coperto i colleghi girandosi dall'altra parte, pur essendo a conoscenza di un modus operandi incompatibile con chi indossa quella divisa. Per loro la procura scaligera ha avanzato il GIP la richiesta di applicazione di misure interdittive, anche se in realtà il questore Roberto Massucci aveva già adottato lo spostamento d'ufficio. Non passa ora senza che si aggiungano nuovi dettagli, scorci d'inferno in quelli che dovevano essere controlli di routine con destinatari prevalentemente extracomunitari e senza tetto. Sono stato usato come uno straccio per pulire la mia stessa urina, ha riferito Nicolae Daiu, 56 anni, cittadino rumeno senza fissa dimora. E poi le botte, l'uso sistematico di spray al peperoncino, gli insulti anche razzisti, tra le presunte vittime pure una donna. Tutto ruoterebbe attorno ai 5 uomini che si trovano ora agli arresti domiciliari: Alessandro Migliore, napoletano di 25 anni, Doris Colpini, veronese di Bussolengo di 51, Federico Tommaselli, 31enne catanese, Filippo Failarifici, 35 anni, milanese, Roberto Darold, bellunese di 45 anni. A incastrarli soprattutto intercettazioni telefoniche ambientali, telecamere e cimici posizionate dai colleghi della mobile. Un'indagine prima interna, poi giudiziaria. No agonie mediatiche, dicono i sindacati, ma la questione è anche politica, con la deputata trevigiana Rachele Scarpa intenzionata a depositare un'interrogazione al Viminale. Per tutelare tutti quei operatori, agenti delle forze dell'ordine che invece svolgono il loro lavoro nel pieno rispetto delle regole, ecco, io penso che sia necessario adottare soluzioni di sistema, quindi sì alle bodycam e sì ai codici identificativi. Sul punto si apre un dibattito mai sopito, già sollevato nei casi Cucchi e Aldrovandi. Io credo che la stragrande maggioranza degli agenti siano agenti che fanno benissimo il proprio lavoro e che quindi non sia necessario codice identificativo
o body cam. Ricordiamoci che le forze dell'ordine già oggi sono bersaglio di delinquenti e non vedo il motivo di mettergli un numero addosso per farli identificare magari durante manifestazioni, tipo quando vediamo certi atti al di fuori degli stadi, piuttosto che durante certe manifestazioni quando devono intervenire. A non riconoscere che c'è una minoranza che in nome di quella divisa fa queste cose vuol dire vivere in un altro pianeta, quindi bisogna agire. Adesso andiamo a Romano Dezzelino, la nostra Monica Smidel ci racconta di un grave infortunio avvenuto questa mattina in un distributore di benzina. Monica, a te. Buongiorno a tutti, mi trovo a Romano Dezzelino in via Bassanese. Qui questa mattina intorno alle 8 si è verificato un infortunio sul lavoro che è avvenuto all'interno dell'officina che vedete alle mie spalle. Un uomo di 50 anni, dipendente del distributore, è rimasto ferito durante le operazioni di sostituzione dei pneumatici di un'auto. Per cause in corso di accertamento, uno dei pneumatici è scoppiato investendo appunto il dipendente. Subito sono scattati i soccorsi sul posto, i sanitari del SUEM dell'ospedale di Bassano. Qui è arrivata l'ambulanza e l'auto medica. L'uomo è stato portato al pronto soccorso in codice rosso. Subito le sue condizioni sembravano serie, sembravano gravi. Fortunatamente poi è andato lentamente migliorando. L'uomo si trova ancora all'ospedale San Bassiano, attualmente in codice verde, ma continuano gli accertamenti. Sulle cause c'è un grande punto di domanda. Ci diceva il titolare che in 50 anni di attività non è mai capitato che scoppi un pneumatico, quindi sono in corso naturalmente gli accertamenti per fare chiarezza sull'episodio. Quello che è importante in questo momento è che le condizioni del dipendente stiano lentamente migliorando. Da Romano Dezzelino è tutto, la linea torna allo studio. Grazie a Monica Smidel. A Domeggi di Cadore, gravi condizioni di un escursionista recuperato nella notte in località Ronchetto, distante dal sentiero che scende da Montanella a Domeggi di Cadore. Stanotte verso l'1:30 il soccorso alpino del centro Cadore è stato attivato dalla centrale del SUEM per la richiesta del fratello di un 62enne di Domegge non rientrato da una camminata. L'uomo, che era stato sentito l'ultima volta verso le 22, stava accendendo, illuminando il percorso con la pila del telefono, non rispondeva più e il cellulare suonava libero. 8 soccorritori si sono portati sul posto, hanno avviato la ricerca finché alcune ore dopo una squadra ha sentito dei lamenti provenire da distante. Hanno individuato dunque l'uomo che, ingannato da una falsa traccia, si era allontanato di 300-400 metri dal sentiero scivoloso e ruzzolando sotto salti di roccia si è appunto ferito in modo grave. È stato portato in ospedale con l'elisoccorso al Cafoncello di Treviso. Torniamo nel Padovano, ladri in azione a Vigonza, razzia in una villetta, indagano i carabinieri. In una sola ora sono riusciti a scassinare la cassaforte e a fare razzie in una villetta di Vigonza. Una banda di professionisti, quella che ha svaligiato l'abitazione di via 8 febbraio nella frazione di Busa. I ladri sono riusciti a rubare alcuni orologi Rolex, gioielli e contanti, un bottino che si aggira attorno a alcune decine di migliaia di euro. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza. I ladri sono entrati in azione nel pomeriggio del 6 giugno forzando la porta d'ingresso. In pochi minuti hanno messo a soqquadro l'abitazione trovando la cassaforte che è stata divelta. Dopo aver compiuto la razzia sono scappati. I militari dell'Arma stanno cercando di capire se dalle telecamere di sorveglianza della zona e dei negozi vicini si possa risalire a qualche targa sospetta che possa far individuare la banda di malviventi. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci ritorneremo fra pochissimo. Ci colleghiamo con Vicenza e il nostro Filippo Fois, perché, a Venezia con il nostro Filippo Fois, perché questa mattina all'isola del Lazzaretto Nuovo di Venezia c'è un incontro importante. La pandemia vista con gli occhi della storia, viaggio nella sanità pubblica nei tempi e nei luoghi delle pandemie. È un luogo appunto simbolico, quello del Lazzaretto Nuovo di Venezia. Molte le personalità della scienza presenti a Venezia, tra questi anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, che vedo proprio con il nostro Filippo Fois. Filippo, a te. Buongiorno da Venezia, abbiamo il piacere di avere ospite con noi il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Come ne usciamo dal Covid? Oggi se ne parla tra l'altro in uno scenario che
ci ricorda come fu gestita la pandemia ai tempi della Serenissima. Voi avete intitolato questo incontro "La pandemia vista con gli occhi della storia". Come ci vedranno tra un secolo? Io credo che oggi è un momento molto bello perché si coglie attraverso la storia del nostro Paese, della sanità pubblica, dove il nostro Paese ha avuto ed ha un ruolo importante, si coglie appunto come determinate misure, penso alle quarantene, penso ai sistemi di monitoraggio internazionale che si sono evoluti nel tempo, oggi rappresentano una continuità e sono strumenti con i quali è stata gestita anche questa pandemia. Quindi guardare nei secoli scorsi come i nostri antenati della Serenissima affrontavano questo tipo di problematiche è un modo per cogliere una continuità nella storia. Cosa abbiamo imparato da questa pandemia? Una delle cose più importanti credo sia quello che è molto importante investire nella prevenzione e di investire anche quando i problemi non li vediamo. Quindi in realtà la prevenzione è uno strumento potentissimo che noi abbiamo per le malattie infettive, ma per tutte le patologie, e poterla mettere in campo e quando agisce tendenzialmente tende, quando ha successo, a rimuovere il problema. Ma il fatto che il problema non c'è vuol dire che funziona e quindi dobbiamo continuare a investire su questo tipo di tematica. Quindi credo che lo sforzo che dobbiamo fare tutti è di investire sempre più sulla prevenzione per garantirci salute e benessere. Grazie al dottor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie a Filippo Fois, so che fra poco ci ricolleghiamo perché avrai un altro ospite. Nel frattempo, proprio in tema Covid, come sapete il Tribunale dei Ministri ieri, accogliendo la richiesta della Procura di Brescia, ha archiviato le posizioni dell'ex Premier Giuseppe Conte e dell'ex Ministro della Salute Roberto Speranza tra i 19 indagati nell'inchiesta per epidemia colposa e omicidio colposo plurimo dei PM di Bergamo sulla gestione della prima ondata di Covid in Val Seriana. Secondo i giudici manca la prova che l'istituzione della zona rossa d'Alzano Lombardo e Nembro avrebbe potuto evitare oltre 4.000 morti nella Bergamasca ed era irragionevole, dicono i giudici, che venisse attivata immediatamente per via dei diritti costituzionali da valutare e contemperare. Poi continuano: il nesso di causalità tra decessi e l'assenza di una misura per isolare i due comuni è una mera ipotesi teorica sfornita del benché minimo riscontro. Così ieri l'ex Premier Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha commentato la decisione del Tribunale. Accolgo positivamente la decisione del Tribunale per i reati ministeriali di Brescia di archiviare con formula amplissima la mia posizione di indagato per la questione Covid. Questo mi ripaga anche dell'impegno, perché i giudici sottolineano nero su bianco che sarebbe addirittura stato irragionevole in quel momento, per le informazioni che si avevano, una diversa decisione visti i diritti di rango costituzionale che erano in gioco. Questo ovviamente mi conforta personalmente, ma rimane sempre il dato di una grande perdita per la comunità collettiva, tantissimi morti, tantissima sofferenza, tantissimo dolore. Così ieri Giuseppe Conte. Torneremo a parlare di Covid fra poco con il nostro Filippo Fois, sempre a Venezia. Torniamo però alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza in un locale del centro di Vicenza. Un bar del centro storico di Vicenza è stato sanzionato dalla Guardia di Finanza con una multa di 96.000 euro per violazioni in materia di lavoro e per la detenzione di alimenti con etichette scadute. I controlli sono emersi dopo una segnalazione e hanno riguardato oltre un anno di osservazione. Sono 11 lavoratori in nero identificati per un totale di 350 ore, pari alla quasi totalità del personale dipendente. Con la collaborazione del Servizio Alimenti e della Nutrizione dell'Ulso 8 Berica è stato disposto il sequestro amministrativo di merce scaduta, per quanto non risultasse essere utilizzata nel locale ma custodita in un magazzino. Torniamo nel Trevigiano con le immagini dell'orso bruno che è passato nei boschi delle prealpi trevigiane, l'ultimo avvistamento a Cordignano, quello immortalato invece nelle fototrappole a Fregona. Il sindaco però rassicura i cittadini.
È questo l'orso ripreso sulle prealpi trevigiane il 27 maggio. Erano quasi le 19 di sera quando è stato ritratto da una fototrappola sopra l'abitato di Sonego nel comune di Fregona. È un orso bruno, un esemplare maschio di pochi anni che vagava sul sentiero che sale al Monte Pizzoc. La scoperta è stata fatta da alcuni cacciatori che utilizzano la fototrappola per la caccia al cinghiale. La zona, le ultime case che vediamo qui, la zona appena dietro. Sono stati allertati i carabinieri forestali di Vittorio Veneto e i servizi forestali regionali che dopo varie perlustrazioni hanno accertato che il mammifero non era più presente nella zona. Anche il primo cittadino rassicura i residenti. Passano, transitano per il nostro territorio, perché di fatto basta che uno vada a vedere, il territorio ormai è diventato quasi tutto boschivo e quindi si trovano nel loro habitat naturale. Presenze, come ripeto, ne abbiamo avute che negli anni passati, però di fatto non ha mai creato nessun problema sul territorio. E a pensarla nello stesso modo sono anche gli abitanti di Fregona e Sonego. L'orso c'era già secoli prima. Gli orsi sono comunque presenti adesso, penso che comunque siano di passaggio. Non è la prima volta che viene, era già stato visto ancora diciamo 4-5 anni fa, sì che camminano però qua non rimangono. Siamo tranquilli. È innocuo secondo me. Sì, ha più paura di noi. Qui ci troviamo nel bosco dove l'orso è stato filmato dalla fototrappola. A poca distanza si trovano delle case. Nemmeno questo apicoltore che abita a ridosso del bosco ha subito degli attacchi alle sue arnie, sebbene gli orsi siano ghiotti di miele. Non c'è da aver timore? No, quello lì è di passaggio e basta. Non è stanziale, perché femmine non ce n'è, quindi lui va. Nessun rischio anche per gli escursionisti. In caso di incontro il suggerimento è di allontanarsi facendo rumore, magari utilizzando un fischietto che a distanza allontana l'orso. Torniamo a Venezia, torniamo all'isola del Lazaretto, si parla di pandemia vista con gli occhi anche della storia, in un luogo simbolo che ha appunto affrontato tante pandemie come Venezia. Filippo Fois lo vedo adesso, prima era con il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, ora è con, ed eccolo lo vedo, il presidente di AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Palù. A te Filippo. Buongiorno da Venezia, siamo in compagnia di Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che ringraziamo della sua pazienza anche per essersi fermato con noi. Tra poco ci sarà un importante convegno su come verrà visto dal punto di vista storico il Covid. Già però ci troviamo in un luogo che ci parla di come era stata affrontata la pandemia ai tempi della Serenissima. Diciamo che Venezia secoli fa aveva già visto tutto, i procuratori di San Marco, il Green Pass, le quarantene, i 2 lazzaretti, quello per gli appestati e quello per i possibili contagiati. Quindi è un esempio di sanità pubblica ante litteram che dovremmo tenere ben presente. Quindi, che figura abbiamo fatto noi invece durante la pandemia? Ma adesso non buttiamoci sempre una croce addosso. Vabbè, non lo dico voi. Era un virus del tutto nuovo, una malattia nuova, ha colpito per prima l'Italia, regioni con una densità antropica elevata, quindi una diffusione rapida. Però diciamo che abbiamo messo in atto quelli che erano provvedimenti proprio che la Repubblica adottava secoli fa, quindi quarantena, Green Pass, zone gialle, verdi, eccetera. Ecco, forse a parlare di errori o di quello che è successo, probabilmente ci siamo trovati scoperti con la sanità territoriale, che era un presidio che tra l'altro questa regione più di ogni altra ha mantenuto, quindi senza intasare i pronti soccorsi, perché poi da lì il virus si è diffuso rapidamente. Se ci fosse un'altra, naturalmente incrociando le dita, ci fosse un'altra emergenza simile, oggi saremmo molto più preparati. Sì, io credo, non solo abbiamo finalmente istruito un nuovo piano pandemico, ma abbiamo anche la conoscenza e sappiamo, ecco, sarebbe una tragedia che non imparassimo dagli errori o che le calamità non ci dessero una lezione. Qual è la lezione? La lezione è di andare a cercare prima che arrivino il virus, il batterio, l'agente pandemico, prima che ci colpisca. Quindi investire in studi e ricerche, in preparazione e risposta, ma soprattutto, ecco, per quanto riguarda la mia disciplina, in virologia evoluzionistica, che studi l'ambiente dove questi virus vivono, mutano, eccetera, perché stiamo cambiando il pianeta.
Ultima battuta, un'ultima domanda che volevo rivolgerle riguarda l'atteggiamento che hanno avuto alcune persone che non hanno accettato per esempio le misure anti-Covid e ultimamente un fenomeno preoccupante che si sta verificando in Italia non solo, che è l'aggressione al personale medico. Ma c'è sempre una parte inconscia del nostro cervello che reagisce, chi non reagisce diciamo, nei tempi critici, quindi impulsivamente, istintivamente, sono quelle cosiddette trappole mentali che ereditiamo da 3 milioni di anni fa, quando dovevamo adeguarci al pericolo non avevamo ancora la capacità critica di valutare. Grazie al professor Palù e buon lavoro, la lasciamo andare, allora noi restituiamo la linea allo studio. Grazie a Filippo Fois per i tuoi collegamenti e grazie anche agli ospiti prestigiosi che avevi con te. Gli effetti della pandemia si sono riversati ovviamente anche sulle tasche dei cittadini e anche sui budget diciamo, di chi ha esercizi commerciali, su chi fa impresa. Lo sappiamo, insomma, la grande sofferenza di questi anni. La sofferenza adesso è anche quella di cercare del personale che non si trova. Abbiamo raccontato tante volte queste vicissitudini di piccoli e grandi imprenditori. Allora adesso noi raccontiamo una vicenda a Roncade con la chiusura di una storica pasticceria a Roncade, una pasticceria che passa di mano dopo, pensate, 86 anni perché non trova personale, quindi è costretta a cedere a degli imprenditori cinesi. Ci racconta quello che sta accadendo la nostra Edi Kaliman, che vedo già in diretta. Edi, a te. Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Roncade, siamo in compagnia di Giuseppe De Lazzari, titolare di questa storica pasticceria, bar pasticceria di Roncade, che si trova costretto a lasciare l'attività dopo quasi 90 anni dalla sua apertura. 3 generazioni. Giuseppe, come mai questa scelta? Ma è partita, il Covid sicuramente ha innescato il meccanismo di ovviamente riduzione di lavoro e poi il turnover di personale che ovviamente in un'attività come la nostra, con la filosofia di creare un legame tra il cliente e chi sta dietro il banco, cambiando personale spesso e volentieri non era più praticabile. Ultimamente anche molta difficoltà nel reperire proprio il personale e quindi arrivare alla decisione o di cessare o di cedere l'attività. Abbiamo trovato l'opportunità di dare continuità con la nostra filosofia all'attività alla signora Anna, a questa famiglia di origine cinese che però ha tutte le intenzioni, mantenendo anche il personale che c'era rimasto, di dare appunto questa continuità al nostro locale così com'è. Quali quindi le prime impressioni di questi primi giorni di apertura e di cessione di questa attività che però resta pur sempre storica, pur nelle mani di qualcun altro? Beh, le impressioni per il momento sono positive, nel senso che comunque i clienti che avevamo vengono per curiosità, per comunque la voglia di rincontrarsi in questo ambiente con la nostra famiglia e anche con la nuova famiglia di Anna. E poi ci sarà l'opportunità, mi auguro prima possibile, insomma, di creare comunque l'amalgama giusta per dare questa continuità. Un esempio anche per gli altri ristoratori e anche un esempio di inclusione anche in un paese come quello di Roncade, può sembrare piccolo ma insomma sempre più multiculturale. Sì, ormai penso vediamo in tutte le varie città c'è questa multietnia e credo che non dobbiamo assolutamente né spaventarci né avere pregiudizi, anzi cercare proprio anche la collaborazione e ben venga, insomma. Noi facciamo l'in bocca al lupo quindi a questa nuova gestione. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie a Edi, noi andiamo velocemente in pubblicità, poi di nuovo in diretta. Annuncia significative aperture Giacomo Possamai a conclusione dell'incontro romano sulla TAV, in cui il sindaco si è confrontato insieme alla vicepresidente del Veneto Elisa De Berti con il commissario straordinario dell'alta velocità alta capacità Verona-Padova Vincenzo Macello e i tecnici di RFI. Un primo confronto relativo all'ingresso della TAV nella parte ovest della città, in cui sono state illustrate le proposte di modifica al progetto attuale.
Abbiamo presentato le nostre proposte, le nostre richieste di modifica, in particolare sulla parte ovest del progetto sull'alta velocità, alta capacità, e quindi la modifica della stazione centrale per come è prevista oggi sostanzialmente interrata, il tema di Ponte Alto che verrebbe abbattuto per 2 anni e che presenterebbe enormi problemi alla viabilità cittadina, e poi altri interventi importanti per i quartieri dei ferrovieri di San Lazzaro, quindi il tema del cavalcavia di via Maganza, l'aspetto del sottopasso di via dell'Arsenale, tante questioni che abbiamo posto al tavolo. Abbiamo raccolto disponibilità da parte di RFI a discutere, ad approfondire, quindi c'è la possibilità di dialogare, come aveva detto anche il ministro Salvini qualche settimana fa, e di chiedere modifiche importanti. E già lunedì 12 giugno a Vicenza ci sarà un nuovo incontro con il commissario Macello nella sede della provincia, insieme agli altri sindaci del territorio interessato dal tracciato. Rieccoci in studio, rieccoci in diretta, siamo ripartiti da Giacomo Possamai a Vicenza e non a caso. Io saluto e ringrazio il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Buongiorno. Grazie a lei, buongiorno a tutti. Allora, sì, ripartiamo da qui. Un Possamai subito lancia in resta in missione a Roma per la TAV. Questa partita è molto importante per Vicenza. Sì, ripartiamo da Possamai, che nel frattempo è diventato sindaco e che, come aveva detto, si sta dando da fare in maniera concreta per affrontare tante questioni che riguardano la sua città, con uno spirito unitario, con una voglia di collaborare e di affrontare nodi irrisolti. E anche sulla TAV si era preso un impegno preciso, quello di introdurre delle modifiche, di avere la possibilità di discuterne a Roma. Mi pare che lo stia facendo. La TAV è un'opera importantissima, il cui impatto va verificato nei minimi particolari, studiando le soluzioni che possano essere migliori. L'avevamo raccontato in queste settimane, soprattutto chiaramente dopo il ballottaggio che ha visto trionfare Possamai a Vicenza, insomma questo caso Vicenza, anche vedendo poi quello che è accaduto nel resto d'Italia con i ballottaggi. Domani a Vicenza, se non sbaglio, mi corregga se sbaglio, c'è un importante incontro del Partito Democratico regionale proprio nella città trionfatrice, dove il PD ha trionfato. Insomma, è giusto dire che il Partito Democratico, come avevo messo, studia il caso Vicenza? Ma direi che non c'è dubbio che partendo da Vicenza guardiamo avanti. Vicenza è stato il caso di una vittoria molto significativa e io credo che sancisca 2 principi. Il primo: è necessario avere candidature fortemente radicate sul territorio, credibili, popolari. Il secondo: è necessario avere uno spirito unitario per costruire non solo una grande coalizione tra forze politiche e civiche, ma anche un'alleanza con i cittadini, sapendo dialogare, sapendo affrontare i problemi quotidiani, come si è fatto a Vicenza. E quindi è stato premiato il taglio civico e solidale di un dirigente del PD come Giacomo Possamai. Certo, ho voluto convocare la riunione dell'Assemblea regionale a Vicenza anche per ringraziare i molti volontari, militanti, tutti quelli che si sono dati da fare, e anche per prendere Vicenza, come avevamo preso Verona e Padova ad esempio, di un percorso che dobbiamo fare nel prossimo futuro. Ecco, me lo serve sul piatto. Allora l'ha già detto anche Possamai nei primissimi giorni, anche nel giorno dell'insediamento ufficiale, quell'asse Padova-Verona per davvero contare di più poi alle regionali. In che modo? Ma non c'è dubbio che noi abbiamo avuto un risultato importante a Verona, a Padova, oggi a Vicenza, governiamo anche Rovigo e quindi nel Veneto ci sono 4 città governate dal centro-sinistra. L'anno prossimo ci sarà un turno amministrativo importante che riguarderà molti comuni. Ci saranno le europee e poi noi dobbiamo prepararci alle prossime elezioni regionali che presumibilmente saranno nel 2025. Bisogna fare rete tra queste città, bisogna avere politiche di sviluppo comuni, mi riferisco alle infrastrutture, ai servizi pubblici, alla sostenibilità ambientale, alla capacità di realizzare gli obiettivi del PNRR, dimostrare che una classe dirigente è in grado di governare le nostre città e naturalmente di poter governare anche le regioni con un progetto di sviluppo
che secondo me vada al di là di quelle che sono, diciamo, le capacità dell'attuale centrodestra. Naturalmente non mi sfugge che noi governiamo le città, che dobbiamo fare un grande lavoro nei centri minori, che dobbiamo fare un grande lavoro nelle aree più interne, nelle aree di montagna, nelle aree di campagna, e lo faremo perché io ho sempre detto che è iniziato un cammino, questo cammino sta proseguendo, ma insomma bisogna centrare degli obiettivi che hanno bisogno di una capacità di stare al lavoro con grande tenacia e con grande convinzione. Lei, diciamo, è radicato sul territorio, ma è anche un senatore, quindi respira anche un po' l'aria di cosa accade a Roma, e fra poco le chiedo il tema, lo ha un po' anticipato lei, quello del PNRR, i ritardi del PNRR che pesano come un'ombra sull'Italia e anche sul Veneto. Cosa secondo lei invece non ha funzionato, allargando un po' lo sguardo negli altri ballottaggi rispetto a Vicenza? Insomma, i casi sono ovviamente diversi, ma è così tanta differenza, perché secondo lei? È solo il candidato? Guardi, dicevo prima, candidato credibile e riconosciuto e molto legato al territorio, e coalizioni unite, e purtroppo questi fattori non si sono realizzati in alcune città. Penso a Treviso, dove sicuramente c'era un candidato sindaco uscente più forte del candidato sindaco uscente di Vicenza, però la coalizione non ha avuto la capacità di stare unita né con il Movimento 5 Stelle né con il Terzo Polo, perché prevale una logica un po', diciamo, da richiamo della foresta, magari del Movimento 5 Stelle, che tende la corsa solitaria, o nel Terzo Polo non hanno ancora ben deciso da che parte stare. Io penso invece che bisogna lanciare al più presto un lavoro comune di tutte le opposizioni e fare in modo che il centro-sinistra, non solo politico, come dicevo prima, ma anche civico, sociale, possa allargare i propri confini. Poi naturalmente sono state elezioni locali, quindi in molti comuni hanno pesato questioni legate più alla gestione del territorio e alle dinamiche che si vengono a creare in alcune città o in alcuni comuni, che spesso hanno motivazioni di carattere locale. È troppo presto, come si sta già facendo, fare il processo agli Schlein? Beh, direi proprio di sì. Chi lo fa perché non vuole affrontare seriamente quelli che sono i problemi che invece dobbiamo affrontare. C'è un grande evento di destra in tutta Europa, si è visto in Finlandia, in Spagna, in Grecia, arriva in Italia. E non è facile anche invertire la rotta, come si è vista nel corso di queste ultime elezioni. Elly Schlein si è provata a gestire questo turno amministrativo con delle situazioni in qualche modo già confezionate, essendo lei segretaria del partito da circa 3 mesi, e non credo quindi abbia nessuna responsabilità. Con lei si tratta di continuare il nostro lavoro per avere un'agenda del PD ben precisa, per fare l'opposizione a questo governo di destra e naturalmente per costruire, come dicevo, delle alleanze, partendo dai temi concreti che per noi sono innanzitutto la vita reale delle persone, la lotta all'inflazione, i salari che sono troppo bassi, le liste d'attesa infinite nel campo della sanità e la necessità di dare un lavoro ai giovani. Ecco, queste sono le priorità rispetto alle quali noi dobbiamo costruire le nostre proposte per il futuro. A chi dice che sono temi troppo di sinistra sembra un paradosso, proprio anche all'interno un po' dell'universo del PD, preoccupati per temi troppo di sinistra, ma in teoria dovrebbe questo fare il segretario del PD, no? Beh, sì, naturalmente il segretario del PD si deve occupare delle questioni, come ho detto, che riguardano come lottare contro le diseguaglianze e la povertà, che pure sono aumentate anche nella nostra regione, e al contempo come imboccare la strada di una crescita, anche sviluppando sempre di più il nostro rapporto con il mondo produttivo e con il mondo delle piccole e medie imprese,
dell'agricoltura, dell'industria. Il PD deve fare questo, mettere al centro il lavoro, la formazione e la sostenibilità ambientale. Guardi, io faccio questa riflessione: perché il centrodestra sta avendo tante fatiche con il PNRR? Perché in realtà quel PNR contiene una concezione del mondo, della società quindi italiana con dei finanziamenti adeguati, che tenta di cogliere alcuni obiettivi, appunto la transizione ecologica e digitale, la sostenibilità, il contrasto alle diseguaglianze e ai divari territoriali, tutte questioni su cui a me pare il centrodestra abbia poco da dire e abbia una cultura completamente diversa. Senta, ha parlato del PNRR, quindi parliamo anche di cose proprio di questi giorni. Cosa la preoccupa sui ritardi del PNRR? Anche si è dibattuto a lungo in questi giorni sull'emendamento, il no ai controlli della Corte dei Conti. Cosa la preoccupa di questo? Mi preoccupa che fino a questo punto l'Italia ha speso solamente 2 dei miliardi di tutti quelli che aveva a disposizione, solo 2 miliardi, il 6% delle risorse che aveva a disposizione. Questo è un fatto molto molto preoccupante, perché c'è il rischio che quando arriveranno le altre rate l'assegno nei confronti dell'Italia sia molto inferiore. E questa è una responsabilità molto grave che ormai questo governo deve assumersi, perché è al potere da 7 mesi. Mi preoccupa questo, mi preoccupa perdere le risorse e non centrare quegli obiettivi che peraltro non sono solo obiettivi, diciamo, infrastrutturali, ambientali, che riguardano le imprese, che riguardano la sanità, ma sono anche obiettivi, diciamo, di riforme legate al PNRR che il governo dovrebbe avere la capacità di fare. Invece mi pare si limiti a rispondere a qualche esigenza, magari di gruppi di interesse o di blocchi sociali ed elettorali, piuttosto che guardare fino in fondo agli obiettivi da raggiungere. Guardi, anche in Veneto, visto che Zaia e Fitto hanno parlato del Veneto, della possibilità di fare del Veneto un come dire, hub dei progetti più innovativi del PNRR, ma bisognerebbe avere la capacità per una volta di passare dalle parole ai fatti e di far capire ai veneti quali sono i fatti, perché sennò l'impressione che ho è che si continui a fare, diciamo, un po' di retorica, un po' di propaganda, ma poco dal punto di vista concreto. Grazie Andrea Martella, grazie al senatore Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Allora domani sapremo un po' cosa emerge dall'assemblea a Vicenza. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro. Allora, dico alla regia, ai nostri Simone Merlo e Mattia Pizzaia, che ringrazio, che adesso vediamo, così introduciamo i 2 ospiti che ci stanno per fare compagnia. Andiamo a vedere il servizio, quindi torniamo a bomba, come si dice, su Treviso, città sul capoluogo. Vediamo la polemica di queste ore sulle tariffe MOM aumentate, già un primo scontro del Conte bis, quindi la polemica sulla stangata delle tariffe MOM, così poi introduciamo i nostri ospiti. Oggi siamo dovuti intervenire da un punto di vista di bilancio per riuscire a far fronte a quel piano degli investimenti che riteniamo importante, dai nuovi magazzini alle nuove stazioni di Castelfranco, di Treviso. La prima cosa che contestiamo è la tempistica, che questo era un aumento che era annunciato da ormai un anno e chissà come mai si aspetta proprio passare le elezioni per approvarlo, ricordo con l'unanimità, quindi anche con l'approvazione del Comune di Treviso. E poi contestiamo il fatto che in questo periodo, quindi un anno di tempo, non si sia cercato delle soluzioni alternative. Primo scontro tra maggioranza e opposizione. Il nuovo mandato Conte si apre con una notizia destinata a suscitare polemiche: l'aumento di 50 centesimi del prezzo del biglietto dell'autobus, che da 1,50 € passa a 2 € dal 1° di luglio. Aumenti che a cascata si applicano ai carnet, che passano da 8 a 11 €, e agli abbonamenti, con rincari fino al 33%. Inevitabile ritoccare le tariffe, chiosa il presidente Colladon. Abbiamo resistito un anno con il balzo di gas e benzina. Adesso è arrivato il momento. Gli aumenti che noi abbiamo subito nell'anno 2022
soprattutto per i costi di trazione, l'abbiamo detto 1000 volte, superano i 3,5 milioni, e quindi per avere un equilibrio economico-finanziario avevamo l'unica possibilità, era quella di agire sulle tariffe. Noi abbiamo un altro filone importante che è il Fondo Nazionale Trasporti, ma questo non dipende da noi e quindi questo era l'unico modo. Possibile invece per il consigliere Zabai, che ricorda come la partecipazione della Regione al Fondo per il Trasporto Pubblico si fermi a 6,5 milioni di euro, quando in Emilia arriva fino a 100 milioni, in Lombardia sale fino a 600. A questi aumenti, secondo il consigliere di opposizione, avrebbe dovuto corrispondere una rivoluzione del servizio. Non può più essere semplicemente un attraversamento di un trasporto interurbano, ma deve avere un proprio servizio urbano di trasporto più cadenzato e con mezzi più piccoli, ma questo ormai è una cosa che purtroppo diventa quasi una banalità dirlo, ma dopo 20 anni ancora siamo qua a discuterne. Pronti a fare marcia indietro già da gennaio, replica Conte, se i costi dovessero rientrare e le utenze aumentare. L'opposizione è ancora in campagna elettorale, forse non si sono resi conto che hanno sonoramente perso. Se vogliono continuare tutti i giorni, a partire anche dal primo consiglio comunale, a ululare alla luna, insomma lo lascio fare a loro. Allora così Conte ieri, così Zabai, così insomma il primo scontro diciamo del Conte bis si testa sul caso delle tariffe, ci arriviamo fra pochissimo. Saluto e ringrazio i nostri ospiti, parliamo allora di Treviso con Giorgio Denardi, buongiorno. Capogruppo della lista Denardi sindaco, e con il nostro Giancarlo Iannicelli, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Consigliere della lista Mario Conte sindaco, con una delega particolare, rapporti con le istituzioni e rilancio del mercato cittadino. Le aree mercatali del mercato. Rapporto con le istituzioni perché insomma una lunga tradizione di Presidente del Consiglio, insomma questo è un po' la sua esperienza. Sì, certo, uno mette a disposizione quello che sa fare, quello che ha maturato con l'esperienza. Ecco, io ho avuto sempre i rapporti istituzionali, è stato sempre il mio argomento, anche quando ero in attività nell'aeronautica militare, quindi continuo questo rapporto ed è importante secondo me naturalmente mantenere, perché solo un buon rapporto con le istituzioni fanno sì che pure l'istituzione comunale possa funzionare meglio. Allora, fra poco affrontiamo il tema delle tariffe MOM, insomma, che è uno degli scontri. Prima però vorrei riavvolgere un attimo il nastro e tornare a mercoledì, insomma, il giorno del primo Consiglio Comunale, è iniziato ufficialmente il Conte bis. Allora chiedo a Giorgio Denardi come le è sembrato questo primo Consiglio Comunale, questo avvio del Conte bis. Allora, personalmente è stata la prima volta, quindi con tutto quello che ne consegue a livello di emozione, di coinvolgimento, di... Aspetti che credo che sia caduto il microfono, adesso vediamo se arriva un nostro... che lo fa da solo, vediamo se ce la fa. Adesso, guardi, li rimetto io, rigorosamente in diretta, arriva il nostro Alberto Pivetta. Dovrebbe essere a posto. Ecco. Okay, perfetto. Per cui c'è stato sicuramente la magnificenza della solennità del primo consiglio, che è in un luogo meraviglioso come sappiamo che è il Palazzo di Trecento, con tanta gente, quindi c'era una partecipazione veramente importante, c'era il 100% dei candidati eletti, dei consiglieri e di tutta ovviamente l'amministrazione comunale. Quindi molto bello, c'è stato, sono state sviluppate le prime funzioni che servono propedeutica a far funzionare poi l'amministrazione e da lì poi sono partite le dichiarazioni, appunto ci sono questi 5 minuti a testa che consentono di proporre delle tematiche di presentazione. E l'opposizione ha manifestato appunto alcune tematiche sulle quali noi siamo particolarmente sensibili e che riteniamo che siano importanti da sottoporre alla Giunta, all'amministrazione comunale come temi critici importanti, con la massima assertività, con la massima positività, con anche dei numeri che attestavano determinate situazioni. E quindi abbiamo svolto la nostra funzione istituzionale di opposizione, quindi di proporre, di portare delle idee, delle tematiche, delle criticità. Poi si è sviluppato tutto appunto questo iter burocratico e alla fine ha portato al giuramento del sindaco.
Ecco, quello che ci ha colpito è che il discorso fatto dal sindaco dopo il giuramento sulla Costituzione italiana è stato molto critico nei confronti dell'opposizione, definendo l'azione dell'opposizione come un modo di infangare la cittadinanza, anziché una critica fino a se stessa con delle bugie, eccetera, eccetera. Allora, questo è stato quel finale che non mi aspettavo, ecco, perché in quel contesto, in quel momento ci stava benissimo un gesto di fair play, un invito a una collaborazione attiva, propositiva per i prossimi 5 anni che ci vedranno trovarci ricorrentemente in quel luogo per sviluppare il bene dei trevigiani, ma se la considerazione è questa e quindi non viene concessa la possibilità di sviluppare la funzione fondamentale dell'opposizione, che è quella di vigilare e di proporre delle necessità che riguardano la cittadinanza, per il bene della cittadinanza, beh, non è stato certo un bel inizio, perché in questo modo si è partiti subito. Lei dice è partito male, insomma? Direi proprio di sì. Iericelli. Beh, guardi, tutto è nato appunto, come diceva l'amico De Nardi, dalle dichiarazioni. Poi De Nardi non ha parlato, giustamente, forse ha lasciato parlare la gioventù, la consigliera Dozzo. Io capisco, guardi, capisco tantissimo ormai l'esperienza, permettetemi l'età, l'irruenza, la novità, lo spirito, proprio l'entusiasmo del giovane che parla per la prima volta e sente il peso di parlare in rappresentanza della città. È una cosa molto bella, l'ho vissuta io tanti anni fa e ho fatto interventi pure io che poi, col senno di poi, magari dopo tanti anni forse sarei stato un po' più... L'intervento della Dozzo è stato un intervento che ha snocciolato una serie di statistiche, tutte negative. Ora, credimi, scusa, se una persona ascoltava e non conosceva Treviso come la conosciamo noi, sembrava che fosse la città più brutta del mondo. Ultimi qua, ultimi là, 80esimi, 90esimi. Ecco, quindi non è così, perché Treviso, ribadiamo, è una bella città, è una città che primeggia per la qualità della vita, nel senso di aspettativa di vita, una delle città più green, entrata in finale a livello europeo, una città di uno sviluppo turistico, uno sviluppo culturale molto forte. Ma detto questo, devo dire che il sindaco non ha accusato nessuno, credetemi, poi voi la prendete, ci sta nel gioco politico, non ha detto... Ha ribadito una cosa che ho ribadito sempre io, guarda, mi sono testimoni tutti, che non mettiamo in cattiva luce la città, perché Treviso, credetemi, è una bella città, è una città straordinaria da ogni punto di vista. E allora ha ribadito: non parlate male, non disprezzate la nostra città, poi fate tutte le critiche che volete. E ci stanno, ci mancherebbe, siamo per dibattito nel confronto e il confronto porta sempre a risultati positivi per la città. Però non partiamo dal fatto che è una cattiva città, e l'impressione che ha dato soprattutto l'intervento della sua consigliera era quella di una città veramente brutta, veramente da scartare, veramente dove è cattivo, non è bello viverci. Non è così. E il sindaco mi pare che sia stato molto, ha parlato da persona, come è normale che sia, che ama profondamente la propria città. Insomma, una reazione a questa... È una reazione che ha detto: non cominciamo, la campagna elettorale è anche finita, i cittadini si sono espressi in modo evidente col 65%, quindi partiamo da fatto, ecco, dalle tariffe che... il servizio passato, tariffe della MOM che sono aumentate, parliamo dei problemi che ci sono, perché è una città che ha anche problemi, non è che tutto funzioni bene, ci mancherebbe, noi ci siamo apposta. Resettare un po' la campagna elettorale, questo è il concetto. De Nardi, la convince? No, assolutamente, perché noi siamo qui per fare l'opposizione, giustamente c'è stata una larga vittoria da parte della maggioranza, che è giusto che faccia la sua strada, ma se noi ci dimentichiamo dei problemi che ci sono a Treviso e vogliamo solo parlare di tutti gli aspetti positivi che ci sono a Treviso, che noi certo non rinneghiamo, se no non vivremo neanche a Treviso. Ci sono criticità, ce ne saranno ancora, purtroppo. E siamo qui a batterci per il bene di Treviso, perché quello che stiamo facendo è veramente volontariato, insomma, non è che ne parlavamo anche prima. No, abbiamo anche altro da fare oltre a questo. Se non ci fosse una grande passione per la città non saremmo qui.
Ecco, però se vogliamo vedere quali sono i bisogni dei cittadini, noi abbiamo il compito costituzionale di portare i bisogni dei cittadini all'attenzione del Consiglio Comunale e della Giunta, e quindi quando Caterina Dozzo parla di una situazione giovanile che è in grande difficoltà e porta dei riferimenti non inventati a caso o buttati lì, ma sono dei riferimenti che sono degli indici certificati del Sole 24 Ore, quindi un'istituzione abbastanza attendibile, direi, no? Sono delle informazioni certificate, tra l'altro. Quindi noi dobbiamo lavorare in quella fascia d'età. Per noi è stato strategico durante la campagna parlare di questo. Evidentemente non siamo riusciti a convincere la maggioranza dei trevigiani, però insisteremo perché riteniamo fondamentale che l'età dai 20 ai 40 anni sia molto più ascoltata e sia più al centro dell'attenzione delle politiche trevigiane, perché lì si gioca strategicamente il futuro della città. Quindi gli interventi che abbiamo fatto, oltre a quello di Caterina, anche gli altri erano mirati alla denatalità, alle esigenze della casa, alle esigenze di sviluppare un contesto dove appunto i giovani possano radicarsi nella nostra città, possono fare famiglia, possono mettere al mondo dei figli, in modo da costituire il serbatoio del futuro della città. Quindi rivendicare la necessità di lavorare su questi punti, come poi ce ne sono altri, è la nostra missione costituzionale, e noi abbiamo fatto riferimento a dei dati certi. Bisogna vivere il contesto. Quindi, ha parlato 5, 6, 7 minuti di tutte cose negative, non c'era un argomento, ma detto questo, al di là delle statistiche, qualche volta sono buonissime, qualche volta sono meno buone, qualche volta non rispettano la realtà, veramente tante volte vengono fatte in un certo modo. Lei sa, a proposito dei giovani, a cui deve andare tutto l'interesse, senza scordarsi pure gli anziani, che è una città. Voglio dire, in realtà lei ha visto, avrà letto a proposito di statistiche, che stranamente la marca trevigiana e Treviso è risultata una delle più attrattive per le start-up dei giovani. L'ha visto in questi giorni, stranamente, tutti scappano, però poi Treviso attrae, e poi lei ne è un esempio. E così pure lei non deve sfuggire il fatto che la residenzialità è richiesta. Tante persone nella nostra esperienza quotidiana decidono di venire a abitare, addirittura vanno in pensione in certi settori e decidono di, come dire, eleggere Treviso come propria città per cui svolgere, diciamo, qualche anno, magari gli ultimi anni. Quindi è una città viva. Il sindaco ribadisce questo. Scontriamoci, passatemi il tempo, scorniamoci con argomenti volta per volta, ma non mettiamo mai in dubbio la bellezza della nostra città, perché noi abbiamo la fortuna, caro, veramente di vivere in una bella città, ma non dobbiamo ribadirlo sempre, è una bella città, poi ci sono delle criticità. Gli alloggi, io sono il primo che dico, degli alloggi c'è la criticità, l'affronteremo, le stiamo affrontando, 38 alloggi acquistati. Però poi c'era l'altra volta Zabai, poi bisogna agire, sai? E lei giustamente, tu mi dirai, ma noi siamo entrati adesso, però la politica non è che finisce e inizia, è una continuità, quindi se c'è adesso l'opposizione è una continuità ai 5, 10, 15, 20 anni prima. Io le voglio ribadire che noi avevamo intenzione, con 8 milioni che venivano gratuitamente, e questa è responsabilità della vostra, diciamo, amministrazione antecedente alla nostra, avevamo possibilità di riavere tra gli 8 e i 9 milioni di euro per un errore di distribuzione. C'era il governo Renzi, altre amministrazioni di sinistra pure, di sinistra nella nostra provincia, hanno fatto ricorso e l'hanno tutti vinti. E la nostra amministrazione, guidata dall'assessore al bilancio, ha detto no, non dobbiamo, tanto perdiamo. Più che altro, parliamoci chiaro, per non dar fastidio al governo Renzi, ebbene l'abbiamo persi. Con quegli 8-9 milioni, calcoliamo 80.000, 90.000 ad appartamentino fuori, comprandone tanti, magari in prima periferia, avremmo dato alloggio a 100-120 nuclei giovanili.
quali saranno destinati pure questi 38 che ha richiesto un altro sforzo. Quindi vede che certi atteggiamenti, poi si fa presto a parlare della crisi, però poi certi atteggiamenti hanno portato addirittura ad aumentare la crisi, perché quello ci portava a quegli 8-9 milioni gratuiti, era ossigeno per 90 appartamenti, 100 appartamenti, è una miopia veramente a portare. Succede, se ne è presa la responsabilità e poi i cittadini hanno, come dire, hanno giudicato e hanno eletto Mario Conte sindaco nella passata amministrazione. La prima tornata. Chiudiamo questa cosa, se voleva chiudere, chiudiamo su quella frase, insomma, del fango. Ma sì, secondo me... Il concetto, insomma, eccolo, adesso lo faccio io, adesso intervengo io se riesco. Forse riesco a intervenire, vediamo. Dica intanto. Vediamo. Sì, ecco. Sì, io non riesco a capire come si possa pensare di fare un'attività all'opposizione dicendo quanto bella è la città e quanto amiamo la città. È chiaro che noi apprezziamo la città, la amiamo e ripeto, siamo qui per batterci perché ci crediamo, perché vogliamo il bene della cittadinanza. Però nel dirsi quanto bella è la città e nel pubblicare dei post con delle belle foto di Treviso, non è che si migliora la condizione di chi ha bisogno di case oppure di un contesto dove poter creare una famiglia. Quindi è chiaro che noi amiamo la città, ripeto, ed è una città bellissima. Io ci vivo da sempre e quindi è una città che conosco molto bene e che amo tantissimo. Però dobbiamo lavorare sulle possibilità di miglioramento che ci possono essere, no? E quindi qui faccio fatica a pensare a un'opposizione che mette insieme complimenti per le cose che vanno bene. Siamo qui per parlare di miglioramento. Buttare fango è stata un'espressione forte, visto? Il fango non c'entra, il miglioramento. Voglio dire, è chiaro, il problema dei parcheggi, anticipo io, ci sono problemi, stiamo risolvendo. Adesso arriviamo. Prima però volevo fare, entriamo nei problemi. Una bella città, visto che è caldo, tariffe MOM, allora l'aumento anche abbastanza importante, che peserà insomma anche in modo notevole. MOM che dice inevitabile, era un aumento che doveva essere fatto, pensate, già un anno fa, l'abbiamo dilazionato. Il PD, oltre a protestare per questa situazione, dice anche, ci pare sospetto l'annuncio dopo le elezioni, guardate un po', subito dopo le elezioni, eccetera, eccetera. Bene. Come però se ne esce da questa cosa? Conte ha detto valuteremo a gennaio se ridefinire i costi, però è certo un problema che c'è. Noi, chi è che non ha subito grossi aumenti? Chi va in auto e deve fare rifornimento di benzina? Sappiamo tutti quello come è aumentato e quello i costi. Abbiamo resistito, il sospetto perché è legittimo, però bisogna dare atto che abbiamo resistito più di un anno aspettando che la cosa si sistemasse, in qualche modo è calato un po', no, il prezzo, però i costi, poi sono aziende che devono presentare dei bilanci, ma per legge, quindi non possiamo stare, piange il cuore, se non si favorisce fortemente la mobilità pubblica e non si può parlare di diminuzione anche di mezzo privato, di inquinamento e di quant'altro, è importantissimo, sono tutti legati, è insomma. tutto legato ma legato in modo stretto. Quindi è chiaro, la situazione, quello che è successo tra guerra, aumenti, è sotto gli occhi di tutti e d'altronde una società, chi ha, come dire, responsabilità non può far finta di niente. Si è aspettato fino alla fine e adesso non c'è stata più. Però ha ribadito il sindaco che questo è un segnale molto, molto forte, dice un attimino, adesso purtroppo dobbiamo mettere a posto due conti. Vediamo che si può tornare anche indietro, anzi speriamo di tornare indietro e di portare a tariffe o studiare altri sistemi che comunque attenuino questo aumento che colpisce tutti, colpisce gli studenti, colpisce le famiglie che sono già fortemente colpite anche perché in tanti può essere settori. Che costringa, come diceva lei, insomma è tutto legato, è tutto un filo, può essere che costringa poi qualcuno a rinunciare al trasporto pubblico, quindi a rimettersi in auto. Diventa più economica, è assurdo che magari diventa più economica mettendosi più economica e al tempo stesso più inquinante, quindi è tutto è una cosa veramente un complessa purtroppo. Denardi, è un tema importante e peraltro il trasporto pubblico era anche uno dei temi, insomma, dei suoi cavalli di battaglia. Certo, a me viene da sorridere anche se il problema è un problema serio, perché dico bisognerebbe fare delle elezioni ogni 3 mesi.
perché negli ultimi 3 mesi è successo di tutto di più, sono state inaugurate 1000 cose, sono state promesse 1000 cose, quindi sembrava veramente un Bengodi dove tutto sta per succedere, tutto sta per accadere. E beh, è meraviglioso, è molto euforizzante questa cosa, no? Perché succede tutto magicamente. Però poi succede che si va al voto e il giorno dopo che si è votato cambia completamente il tempo e quindi iniziano i temporali, inizia a arrivare gli aumenti dei trasporti pubblici e via di seguito. Questo a me sembra una cosa, come dire, un po' una presa in giro nei confronti degli elettori, perché non è possibile che prima sia tutto in un certo modo, poi dal momento del voto cambia tutto. Abbiamo visto, per esempio, giusto per dire, società di servizio per i cittadini come è MOM, ma come è anche Contarina, che presentato il bilancio, Contarina ha una redditività in crescita molto importante, però i servizi non sono adeguati rispetto alle esigenze dei cittadini. Pur essendo Contarina un'eccellenza trevigiana, e qui ci tengo a precisarlo perché conosco molto bene l'azienda ed è un'azienda veramente valida, però sono aziende che guardano più al conto economico che non al servizio alla cittadinanza. Allora quello che chiederei all'amministrazione comunale di Treviso è di spostare l'attenzione da un conto economico che deve stare in piedi, chiaramente io sono imprenditore per cui so cosa vuol dire avere la cassa che funziona e il bilancio che funziona, ma che deve maggiormente conciliare le esigenze di qualità di servizio dei cittadini, perché è per quello che sono state create società cosiddette utilities come Contarina o come potrebbe essere sono ATS. miste, però, sono miste. Sì, adesso sta cambiando anche un po' il modello, certo, però come dire, l'indirizzo del sindaco e del comune è fondamentale, quindi se vogliamo aumentare il livello di servizio, per esempio della gestione dei rifiuti, deve impegnarsi il sindaco per concordare insieme agli altri sindaci che costituiscono poi la base societaria anche di Contarina, per far sì che i cittadini possano ricevere un servizio adeguato e non subire come dire, delle conseguenze delle decisioni legate soprattutto al valore economico e quindi al bilancio che viene redatto a fine anno. Ecco, questo secondo me può essere fatto anche con della creatività, cosa che non vedo attualmente, per esempio in MOM. C'è una gestione che è, per quanto apprezzabile, ho conosciuto anche il direttore Colladon, chi meglio di lui conosce quella realtà, però io credo anche che a un certo punto debba essere anche introdotte delle innovazioni, delle capacità creative che possono evolvere un modello che è così da tantissimi anni, da troppi anni. E il problema di far quadrare i conti non è solo trevigiano, il problema di migliorare il livello di servizio non è solo di Treviso. Allora andiamo a vedere le realtà che funzionano bene. Ci sono tante città simili a Treviso dove i trasporti sono più efficienti e dove i cittadini possono ricevere un servizio migliore. Allora andiamo a vedere perché, quali sono gli ingredienti per far funzionare meglio un'azienda di trasporti. Perché se è vero che in parte è finanziata dalla Regione, in parte dai biglietti e dagli abbonamenti, questo è un dato di fatto, però non è detto che il modello debba rimanere sempre quello, con questi autobus enormi, con le corse che finiscono la sera presto, con un tipo di servizio che non è mai cambiato, non si è mai evoluto nel tempo. Quindi ritengo fondamentale che venga ricercato un miglioramento del sistema complessivo del servizio ai cittadini, trasporti pubblici, parcheggi, viabilità. Cosa che al momento si fa fatica a vedere, se non per un acquisto di un certo numero di autobus appunto elettrici. Perché si parla, sono cose importanti, perché è vero, intanto bisogna dire, l'hai ricordato che MOM, cioè poi un consorzio, non è che il comune decida, non può decidere, è importante naturalmente il comune capoluogo, ma c'è la provincia, c'è la regione, e quindi poi a malincuore naturalmente passa da cattivo soprattutto il comune, e non è così. Si debba adeguare, hai ragione perfettamente, a nuovi sistemi, però mi sembra in questi ultimi anni bus a metano, bus elettrici,
minibus che stanno arrivando, c'è un certo adeguamento a quello che sono le esigenze di minore inquinamento, di una velocità maggiore, di meno intervento forte in città, no? In centro con minibus, quindi c'è un certo... Poi per carità sono d'accordo, sono queste attività in cui non bisogna mai fermarsi, bisogna sempre essere pronti ad anticipare, no? A vedere quali sono i cambiamenti, ad anticipare quelle che sono le esigenze, quelle che sono i nuovi scenari e poi insomma tu stai vivendo in un certo ambiente. Contarina è un altro consorzio, è Priula, quindi Contarina è solo una parte, entrano i privati. Devo dire sinceramente che siamo i primi in Italia, quindi questo bisogna dar atto alla società, ma soprattutto ai cittadini che fanno una differenziata spinta 87%, non succede da nessuna parte d'Italia. Guardi, io ti anticipo, però voglio dire, oltre a creare un minore inquinamento, e questo già è un risultato, secondo me deve creare anche un miglioramento anche nel, come dire, un risparmio per il cittadino. E stiamo lavorando, per quello che conta, il sindaco sta lavorando in questo, perché il risultato è già che facendo un forte, il ritorno c'è in un giro più ampio perché si inquina meno, si spende meno, però il cittadino, giustamente io mi comporto bene, il servizio funziona, non vorrei vedere un aumento delle tariffe, questo si lavora per questo, però bisogna, ha citato due società, ma mi pare che tu l'abbia detto, sono efficienti, funzionano, Contarina, ripeto, se siamo arrivati siamo presi ad esempio a livello, e poi tutti parlano, pure io vado fuori Treviso adesso, l'Italia è il paese in Europa in cui il riciclo è il maggiore d'Europa. Noi siamo sempre gli ultimi, sembrava che siamo sempre gli ultimi, ecco quel fatto di dire sempre negative. Noi siamo quelli che ricicliamo, che facciamo differenziata di più in Italia, nonostante ci siano grosse città che hanno problemi grossi, lo sappiamo, quindi di riciclo, ma anche addirittura di smaltimento di rifiuti. Quindi chiaramente la sensibilità c'è del sindaco, dell'amministrazione. Tante volte poi il percorso non è così facile, insomma. Un altro tema... che è stato un tema di campagna elettorale ma anche di discussione precedentemente e che adesso, ecco, di cui si torna a parlare, la pedonalizzazione. Prove tecniche di pedonalizzazione in Piazza Duomo, come procederà secondo lei? Sì, adesso gradualmente, perché quando si sposta, noi nella nostra esperienza abbiamo visto, ma succede in tutte le città, pure se chiudi 50 metri succede una rivoluzione, il caos, oltre di proteste, vabbè, quelli si cerca di spiegare. Sono fisiologiche quindi, quelle? Sì, quindi si cerca, ma il sindaco ha detto fin da subito, perché questo è un oggetto di discussione, no? Di opposizione soprattutto, di fare, ma chi è che non aspira a una città pedonalizzata? Ma voi avete avuto modo di passeggiare, avete avuto modo senz'altro di passeggiare per una città, dice ma quanto sto meglio qui con questa strada, ma come mai sto meglio, come mai mi sento più tranquillo? Perché non c'è il traffico di auto, non c'è traffico, quindi bisogna aspirare a questo. E il sindaco ha detto subito, però chi è? Secondo me è in malafede che dice chiudiamo tutto come si diceva nel passato, adesso gradualmente ci è arrivato, devo dire anche l'opposizione, bisogna chiudere un pezzettino alla volta, vedere, dare alternativa ai parcheggi, perché i parcheggi devi dare, noi abbiamo proposto, la passata amministrazione, parlo quella di Manildo, aveva proposto un parcheggio, ma per carità ognuno se ne prende le sue responsabilità, non dico sotto le mura, noi abbiamo resuscitato, stiamo resuscitando il parco sotto la Piazza Vittoria, abbiamo altre cose, io agirei sinceramente più e vedremo di vedere di parchi anche multipiani, anche di quelli che monti in poco, trovare delle aree strategiche e fare questi parchi che in qualche modo si fanno presto, non sono fissi, si possono anche poi levare e danno fiato, perché naturalmente io penso che siano tutti, è una città, diciamo, cose ormai già dette, ridette, una città piccola, un centro abbastanza piccolo che si percorre, deve diventare, è già un salotto, come dire, un centro commerciale, devono capire anche i commercianti, perché è un centro commerciale di lusso, bello, da vedere, da vivere, quindi una volta che ci sarà naturalmente la possibilità più facile di parcheggio e sicuramente verrà chiuso, si inizierà un po', si sta vedendo un po'. Che tempi prevede lei? Difficile un po'? Qualche mese si riuscirà con delle prove, poi in tutte le cose, perché poi questo è un altro problema nostro, ma no, in generale, se si fa una cosa e poi si torna indietro è un fallimento, no, invece si deve partire secondo me già con questa sorta.
io lo proviamo 6 mesi e vediamo cosa succede, e poi si torna indietro. Invece sembra che sia una sconfitta, questo da parte di tutto, sinistra, destra, si fa una cosa, poi dice no, si prova. Lo diciamo prima, meglio come annunciarlo prima, noi proviamo, vediamo come funziona e poi se va bene lo amplieremo, se va male torneremo indietro. Nenardi. Beh, allora, una delle principali soddisfazioni che ho avuto da questa campagna elettorale è stato il fatto che alcune tematiche per noi fondamentali sono cresciute nel livello di attenzione da parte sia della cittadinanza, ma già c'era, ma anche da parte diciamo dell'amministrazione in carica. Per cui tematiche tipo quella della chiusura del centro storico, in parte ovviamente non completa da subito, progressiva, era stata negata all'inizio. Addirittura Mario Conte 5 anni fa, quando la prima cosa che ha fatto quando è stato incaricato è stato riaprire quella parte di Treviso che 100 era stata metri, chiusa, 100 metri, 50 metri, da Ponte San Francesco 70 metri, 70 metri. È un bel pezzo, insomma, però è significativo comunque, no? Un certo tipo l'abbiamo di aperto nei giorni feriali perché creava dei grossi 5 giorni problemi. su 7 è stato riaperto, per cui il segnale era proprio quello di tornare indietro. Quindi per fortuna questa cosa mi sembra che sia stata superata e metabolizzata. Sono molto contento se sarà così, se si andrà avanti con la pedonalizzazione. Noi siamo qui per dare una mano, per spingere e proporre questo tipo di tendenza, perché le città più belle, più moderne, più aperte, diciamo, sono indirizzate in quella direzione e nessuno torna indietro, per cui se le cose vengono fatte come si deve non si torna indietro. La possibilità di lasciare l'ipotesi di tornare indietro io non la scarterei a priori, cioè le scelte vanno fatte bene e senza il dubbio, perché altrimenti le resistenze che ci possono essere all'inizio del cambiamento fanno fallire il progetto. Quindi per esempio la Giunta Manildo aveva pedonalizzato la zona di San Leonardo, di Santa Maria di Battuti. Quella era una cosa che all'inizio aveva creato delle turbative, però una volta che la cittadinanza si è abituata è rimasta una preziosissima area pedonalizzata e nessuno credo che a Treviso tornerebbe volentieri indietro ad avere le macchine, il parcheggio selvaggio in quella zona. È un fatto particolare, la piazza è stato un bel progetto, devo dire, molto è andata avanti tra mille, sai benissimo che poi per realizzare quel progetto tutti i fatti, con quanto si è prolungato, quanto... Però anche gli immobili lì hanno preso tutto un altro valore, no? Anche chi protestava che abitava lì, però poi si è ritrovato con una rivalutazione incredibile, insomma, del quartiere. Per cui lì serve lungimiranza e pensare dei progetti fatti bene, con delle opere di compensazione che possono essere per esempio i parcheggi, che sono importantissimi. E anche qui noto con piacere dall'amico Iannicelli che si sta pensando più a dei multipiano rispetto che a scavare, perché scavare a Treviso è un serio problema, perché intanto costa il doppio grosso modo per posto auto, si passa dai 30.000 ai 60.000 euro circa. Ci sono tempi imprevedibili perché poi sottoterra si trova di tutto, ci sono problemi di stabilità degli edifici, insomma c'è tutta una serie di problematiche nello scavare, si crea un cantiere in città che crea disagi enormi, quindi avendo degli spazi dove possono essere costruiti dei multipiano, come per esempio giustamente avete pensato all'ex zona Telecom vicino allo stadio, ma potrebbe essere la stazione ferroviaria, potrebbe essere un domani dove c'è la stazione del Corriere Oggi che verrà trasferita, ecco, sono anche zone molto centrali, molto strategiche e come succede nelle altre città, per esempio Mestre, c'è un grande parcheggio vicino alla stazione che è comodissimo. Quindi bisogna avere anche un po' di coraggio. Ecco, sì, bisogna dire che è vero, guarda, sono cose veloci che si fanno, però vedendo un po' l'esempio in Europa di altri, cioè io penso sempre per esempio a Parigi, dove Place Vendôme, che è la più bella piazza, e sotto c'è un parcheggio enorme, ma a Berlino, cioè non bisogna sottovalutare di sfruttare, come dire, i parcheggi sotterranei. Sì, ma queste sono scelte fatte tanti anni fa. Però funzionano, adesso... lei si accorge, lei conosce benissimo Place Vendôme, Parigi, lei vede la più bella, eppure sotto ci saranno, non so, forse 1000 auto, ma stesso a Roma, a Piazza di Spagna, pure quello è stato un progetto che ho vissuto tanti anni fa, contestatissimo. Se non ci fosse quello di quel
parcheggio che ti porta con una piccola galleria. Stiamo parlando di metropoli gigantesche. No, ma certo, riportare 200 metri. Ma si parla di metropoli, è chiaro che non fai una struttura. Io quella della metropoli, guarda, come quando diciamo a Roma c'è un gran caos, però è una città grande. Sì, però noi abbiamo 100 vigili, noi ce n'hanno 30.000. Cioè voglio dire, le forze, ma chiaro che non farai una struttura come Piazza di Spagna o il galoppatoio. Il parcheggio di Roma devi fare 1 chilometro per arrivare in Piazza di Spagna a piedi, dove parcheggi. No, vabbè, ma ci sono, sono tutto attrezzato, la galleria, non è 1 chilometro, ma ti fai una passeggiata, ma stai in Piazza di Spagna, cioè voglio dire, però è chiaro che non fai una struttura così, però bisogna prendere sempre ad esempio, voglio dire, che non è tutto un mostro quello che è sottoterraneo, ma io in Spagna ho visto dappertutto parcheggi sotterranei, dappertutto, anche i palazzi, ogni palazzo c'è parcheggi, anche pubblici, sotterranei. Quindi voglio dire, per carità, poi discutiamone, però il multipiano secondo me, ma questa è un'idea migliore, insomma, secondo lei? Ma secondo me è buona, nel senso individuata certe aree, farli, perché il multipiano è una cosa che fai e disfi, no? Nel senso lo fai, quindi ma è una mia idea, voglio dire, ma è una mia idea che l'idea di Anicelli piace De Nardi, sì, è quello che proponiamo in determinate zone, perché quando dai la possibilità di venire, poi le persone discutiamo pure su questo ed giustamente vorrebbe arrivare sempre con l'auto, ma poi si abitua. Là davanti al negozio, davanti alla scuola, al bambino. Però poi, se gli dai un'alternativa che con minimo sforzo e chiaramente si abitua. A parità di costo, anche guardando solo i costi, è meglio avere 500 posti in Piazza della Vittoria o averne 1000 alla stazione del Corriere, per esempio, o alla stazione dei treni? Fa parte di un progetto, un po' più ampio, intanto è... Sì, però è questo che va fatto anche il ragionamento, è giusto che si conoscano queste cose, no? È uno sforzo economico costa nostro, il doppio costruire. Sì, ma non è sotto. In più Treviso è una città di acque risorgire, quindi il terreno è molto fangoso. Sai tutto, se fanno sotto la manica 100 anni fa, voglio dire. No, ma ripeto, il tema dei parcheggi è molto, molto importante. È una cosa che le persone sentono molto. Si vive quotidianamente, insomma, certo, questa problematica. Siamo quasi in chiusura, ho gli ultimi 5 minuti, le volevo chiedere una cosa, tornando un attimo indietro, a mente fredda, sono passate più di 2 settimane ormai dal voto. Si è detto, si è spiegato alla fine, dopo giorni e settimane, insomma, di riflessione, anche immagino che abbia fatto, cosa non ha funzionato? Beh, allora il contesto in cui abbiamo fatto questa campagna elettorale era evidentemente molto difficile, come ho sempre detto, eravamo in salita, col vento in faccia e con tutti gli aspetti che potevano essere contro, perché è evidente che in questo momento storico l'Italia sta vivendo questo tipo di preferenza politica, diciamo. Quindi certamente c'era questo aspetto che sapevamo, c'era l'aspetto di aver avuto poco tempo. Un avversario difficile perché in poco tempo si è chiesto, anche vedendo poi il contesto completamente diverso a Vicenza, ma la vittoria di Possamai, lo ribadisco, completamente diverso, però lì si è riuscito a creare quella famosa alleanza che qui non si è creata. Ma questo sarebbe stato un elemento in più, non tanto in termini numerici, perché sommando i numeri non è che cambiasse molto, però in termini di solidità e credibilità della proposta credo proprio di sì, perché comunque anche la mia figura era una figura che era, come dire... sintesi. Sì, poteva essere una figura di sintesi e metteva d'accordo bene anche le altre componenti che non sono entrate nella coalizione. Sicuramente avrebbe avuto una funzione migliore, questo mi è dispiaciuto molto, ho lavorato molto per cercare di tenere insieme tutti, però c'è poi comunque la tendenza a preferire una visibilità e una proposizione diretta per poi eventualmente entrare nel ballottaggio a una funzione di alleanza. Però ecco, questo sì è un po' un rimpianto quello di non essere riusciti a fare questo discorso. Poi anche il fatto di essere partiti molto tardi, anche questo ci ha penalizzati. Sarebbe stato interessante avere un po' più tempo per sviluppare a livello di comunicazione e di rapporto con la cittadinanza il programma, che ritengo validissimo e credo che sarà comunque una pietra miliare per il futuro di Treviso, e in molti aspetti vedo che si sta avvicinando anche Conte alle nostre proposizioni.
Quindi questa è una soddisfazione personale e della mia coalizione che comunque vale, perché comunque l'obiettivo l'abbiamo ottenuto, Comunque quello io voglio essere di presuntuoso. far sì che la città possa diventare più green, più attenta all'ambiente, che possa esserci una maggiore attenzione in questo senso. Voglio essere presuntuoso, però insomma i cittadini hanno giudicato, lasciami dire, pure la bravura, insomma quello che ha fatto un sindaco che in qualche modo è avvantaggiato ma in qualche modo è anche svantaggiato, perché un sindaco che si ripresenta, è vero che in teoria dicono gli esperti, parte un po' avvantaggiato, però non sempre, perché se non hai fatto bene la gente non ti vota. L'abbiamo visto con Manildo che nello stesso modo partiva avvantaggiato, però l'hanno stroncato. C'è stato veramente un apprezzamento forte a quello che abbiamo fatto, in primis Mario Conte, che è bravissimo veramente, e un po' tutta la squadra, dal primo all'ultimo. Sicuramente anche è molto ben voluto, e questo è stato bravo a togliere il consenso. Come Treviso. Ecco, devo dire che una dichiarazione sua mi ha colpito e ritengo sia molto importante, perché ha detto: i primi 5 anni mi sono serviti per vedere e conoscere Treviso, i secondi 5 per realizzare. Ecco, questo mi fa capire che in questi 5 anni si è fatto veramente pochino, ma adesso ci aspettano 5 anni di grandi risultati, e questo speriamo di poter partecipare a far sì che Treviso possa realizzare. Noi possiamo dire quello che vogliamo, sì, perché ha detto giustamente, sono progetti che non fai in 5 anni, grossi progetti, e quelli che poi si realizzeranno nei prossimi 5 anni. Però torniamo sempre allo stesso. Noi possiamo dire quello che vogliamo. Io reputo gli elettori molto intelligenti, sempre, non sono quello che gli elettori hanno sbagliato a votare, quindi sono i migliori giudici. Hanno pesato, ragionato e i risultati l'hanno espressi, quindi adesso si lavora, la maggioranza con la spinta dell'opposizione. L'opposizione vale una cosa indispensabile. Io ho fatto opposizione 20 anni forse, quindi lo so. Comunque che è importante. Il consenso, però, seppur così largo, è di un trevigiano su 3. Ma sì, questo non abbiamo questo discorso che apriamo un discorso sull'affluenza. Gennardi, questo è il discorso dei perdenti. Questo è il discorso dei perdenti. Lasciamolo perdere, perché sarà sempre così. Sarà sempre così. Vale da una parte, dall'altra, quindi lasciamolo perdere. Questo è un discorso dei perdenti. Qualche volta ti dico che qualcosa l'ho fatto pure io. È un discorso dei perdenti. È un dato di fatto, insomma, poi è chiaro che il 67% dei trevigiani è un vulnus su cui bisogna riflettere un po' dappertutto. Potevano andare a votare. Ho i tempi, la mannaia dei tempi, perché devo mandare adesso il nostro spazio con Alice Montagnier. Parleremo dopo il meteo e la pubblicità di rendimento su investimenti finanziari e immobiliari con Mauro Schileo, consulente patrimoniale, e Omar Grigolo, agente immobiliare. Quindi meteo, pubblicità e poi la nostra Alice Montagnier. Ringrazio Giancarlo Iannicelli, ringrazio Giorgio Denardi, davvero a voi due, a tutti quanti, buon lavoro per questi 5 anni che ci aspettano e aspettano i cittadini. Grazie per averci seguito. Meteo, pubblicità e poi Alice Montagnier. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Prevale il bel tempo, ma avremo ancora una locale instabilità. L'anticiclone non riesce a imporsi sull'Italia. Il dettaglio di giovedì 8 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato, poi graduale aumento della nuvolosità, specie sulle zone montane, pedemontane e interne della pianura, dove saranno possibili anche locali rovesci o temporali. Precipitazioni in esaurimento in serata. Temperature stazionarie o in locale aumento, minime tra 12 e 19 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo poco nuvoloso. Dal primo pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali con maggiore probabilità tra Alpi e Prealpi, localmente fin verso la pianura. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 25-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di nuvole e tratti soleggiati, rovesci sparsi poi nelle ore pomeridiane.
Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.